riceviamo con piacere assai a Gian Giuseppe Vranchi. Allora, quantunque due parole anche pure sì, in un quadro di studi corsi e qualche sia di mondo conosciuto, per un lungo percorso a pro e di a lingua corsa. Gian Giuseppe Vranchi è stato in un'altra vita documentarista e professore di lettere di no, formazione. No, dico bene. Professore di lettere di formazione, documentarista, una bella partita di carriera in Toulon. No, in Toulon gli 10 anni, a documento in cooperazione in Africa del Nord, in Tunisia. Ho fatto 8 anni in Tunisia come professore di filosofia e di francese. E dopo un Toulon, tanto che documentarista, proprio sono rientrato in Corsica. In Sartè prima, 2 anni, perché per rientrare ci voleva a città ciò che li davano. Dunque, mia moglie era nata, c'era in Sartè, facevo con le falle, era io che con le falle. Da un principio indiato a divese l'illustrazione soprattutto di a lingua corsa e qualche sia che noi potremmo considerare come uno dei pilastri di un riacquisto partendo dall'anni 70 è stato dopo l'anni 70 uno dei capi redattori di a rivista Rigiro e poi scrittori poligrafo chi è a tempo poeta, paroliero, pa canto, a canzone e assaggista per la lingua e didatticiano soprattutto per chi è a capo di parecchi opere e manuali per la lingua corsa partendo dagli anni 80-90, ha lavorato per UCRDP, il Centre Régional de Documentation Pédagogique, e poi a tempo altri opere di grammaticanti di noi. Allora, qui raccogliamo un quadro di una presentazione del suo libro, Mythologie d'une langue, che è una somma proprio importante in quanto a lingua e che va a cercare un po' ciò che chiamato e ciò che si può citare come un genio di una lingua, viene a dire come l'identità, l'immaginario collettivo ha costruito, si inciota in dei secoli e come ha costruito una maniera di un mondo corso attraverso una lingua. E dunque la Dio da lasciare la parola subito da presentare su libro che è da mettere in mano a tutti gli studi corsi per chi vuole capire quantunque l'identità profonda di a lingua corsa da capi corsa Bonifacio e ci mettiamo di nuovo Bonifacio che non ci vuole mica credere che in Bonifacio si parla mica corso, si parla corso di noi in Bonifacio. E dunque avete qui una cinquantina di pagine di introduzioni che è di l'ordine assaggisto nella lingua e poi dopo tutta una descrizione tematica, 11 temi sviluppati e illustrati in un libro che sono temi che costruiscono un po' uno mondo, la morte, l'amore, l'acqua, eccetera, eccetera, ma ne vorrà parlare qui a subito. Gian Giaset, ti lascio la parola per un tempo che tu giudichi buono per presentare appena sa somma qui e poi dopo avremo un momento di scambio qua a sala. Ecco, a ringraziati Allora, Capunanzi. suppongo che è necessario, mi investe sempre un po' con il micro perché ho la voce abbastanza pensuta e di regola non ci mi capisco. E allontano un po'. Un amico qualcosa per te, no? No. Perché io, come parla sai con le mani? Una faccia tua. Avevo un problema con Ello. È andata a buscare qualcosa. Oh, questo mi salva la vita.
hai visto in preambolo che il titolo di un tarbentoroglie era Animus e Anima, Animo e Anima di a lingua corsa. È interessante, Massimo, che l'avete, insomma, mica se voi l'avete scritto anche questo, mica. Animus No, o Animo? so io chi l'ha giù proposta al centro culturale. Se tu che l'hai proposto, Biagio, chi? Perché la nozione d'animus e anima è parole latine, è quantunque un psicologo, psicanalista che è stato prima di Freud, è stato uno di quelli che hanno inventato, se volete, la scienza psicanalitica. È nozione d'animus e anima sono nozioni junghiane. Che è lo parte a psicologia umana, infatti Jung, tra l'animus, che è lo spirito, che è un maschile in le mente e nelle strutture di noi a tutti i livelli, mentale o anche fisiche, e l'anima, che è la femminilità. Animus e anima sono le due componenti dialettiche di l'essere collettivo come l'essere individuale, vedete? Dunque, c'è un scontro riuscito, questa nozione d'animo e d'anima, anche l'animus e l'anima junghiana. Questo ci fa vincere un po' di tempo aspettando quelli che hanno... parole che esistono in corso, animo e anima di noi. Animo Zitelli, andate, fuoco. A Mediateca di Portivecchio ha preso un nome di l'animo. Dunque salutiamo l'intuito portovicchiaccio, doppio, benché tu non sei mica portovicchiaccio, sei Bonifacinco, ma spero che non è mica un'insulta. No. Ecco, allora, questo è un travaglione, mica per la sua qualità, ma per il tempo che lui ci è bolsuto, perché da una parte so articoli sciuti a caso in di riviste tematiche che mi mandavano a tal soggetto, per esempio l'acqua, o prima capitolo, era Kirn, c'era un numero speciale annanto all'acqua, dunque mi ha detto faccia qualcosa. A occasione così mi è capitata dopo di scrivere 2, 3 o 4 riflessioni a un tempo linguistiche e di psicologia collettiva, di ciò che è, degli elementi che sono la mente collettiva e che la lingua specchia, che la lingua i traduce e i rende senza che la gente si navega di questa nozione, vedete? Siamo un incosciente collettivo, siamo in una nozione di incosciente collettivo che sarebbe quello della lingua. E un tema, un altro, mi sono visto che lo c'era, diciamo, una maniera che non era anche stata troppo adoperata di considerare la lingua e di considerare di noi a mente di un popolo, tale che la lingua impasta, vedete? Tale che la lingua costituisce questa mente collettiva. E di colpo mi sono incroccato a studiare 1, 2, poi 3 altri temi che non erano mica stati rimandati, ma che mi era parto dove trovo un filo direttore, parente in un concetto, era un po' l'epica agli anni 70, 80, era l'epica di ciò che l'hanno chiamato strutturalismo. Lo strutturalismo, anche la linguistica strutturale, e dopo in tutti i rumigni, vedete, anche la psicologia, un psicanalista o più conosciuto in Francia oggi, in Francia solo, perché in altro non hanno manco un nome, è Lacan. E Lacan dà una formula
celebre, dice l'inconscient è structuré come un langage. Vuol dire due cose. Vuol dire che le lingue sono strutturate e questo si sapeva di poi i linguisti di cominciamento di un secolo, de Saussure, Massimo de Saussure, che aveva scritto un libro, Le système du A dans les langues indo-européennes. Ben a dire che in tutte le lingue indo-europee c'era una logica di la proprio di un A. Allora, il sistema di A dalle lingue indo-europee è un pacchetto così, non so mica due voli all'allera. Che lui c'era una logica che Nim aveva messo, perché da un norvegiano a un calabrese, non penso mica che l'avessero avuto cose comuni, ma a sua mente, l'incosciente di sua mente linguistica faceva che lui c'era un sistema tutto affatto logico, matematico si può dire, perché tutta logica ne riviene a strutture matematiche. Dunque, questa nozione di struttura è stata scoperta dai linguisti, i linguisti di terreno, i linguisti che lavoravano di modo concreto, annanti elementi, mica così per aria, mica così alla lera. E da qui ne è giunto a psicanalisi, l'inconscient structuré come langage, la psicanalisi, tardi, dopo Freud, Lacan sono gli anni 50, del XX secolo, Lacan sono gli anni 50, all'etnologia, Lévi-Strauss, antropologia strutturale, cioè di che i miti e credenze di popoli, infatti, un bene non mica così. Questo che mi crede così, che gli sarà venuto un capo, mi che lo crede, tintorello. No, c'è una logica umana straordinaria, e che si corrisponde. I miti di Nambiquara in Amazzonia si corrispondono alla mitologia greca di 1000 anni innanzi a Cristo. Si corrispondono anche credenze popolari, vedete, sono cose permanenti che strutturano la mente umana. C'è d'altri paragoni. In letteratura allora è stata assai scoperta, era amore, non è più amore, lo strutturalismo non è più amore, è rangaro come lo si dice, ma tanto non era mica, per esempio, penso a un libro, Structure anthropologique de l'imaginaire. Vedete, sta nozione di struttura, ci insisto un poco, che da perdere il tempo, perché c'è quantunque assai cose da dire, ma è da qui che sono partito per metterla in applicazione in un nostro dominio che è quello, mica che di un vocabolario, ma di una lingua corsa, una lingua, mica la lingua corsa perché di chi conservatorio straordinario di cose, no, perché penso che tutta lingua ha sta ricchezza, ma questa come l'era nostra, mi sono premorato di da capo a questa, poi era quella che, mio, sarà possibile, non suona mai. No, non suona mai perché lo taglio. Che voglio dire? Io penso mica anche un vantaggio per il corso, perché è una lingua tagliata, cioè a dire che è una lingua che durante 3, 4, 500 anni magari è stata tagliata da sorgente italiana o latina, italiano, sapete, dopo chi è che viene italiano, chi è che viene diretto al latino, è impossibile a sapere, i barati, i mischiumi, ma è una lingua che non è mica stata alimentata ogni anno, ogni 10 anni, ogni 20 anni, di maniera regolare da un'altra lingua maestra, da una lingua patrona. È una lingua che ha campato la sua pignata, che ha fatto la sua cucina da padella durante i secoli. Non si sa mica quanti secoli, questo non si sa mica. Ma vedete un interesse di avere ciò che si è impastato in questa pignata. Una lingua tagliata come il corso e come di sicuro da altre lingue regionali, fuorché tutte le lingue regionali non sono mica le lingue di un'isola.
invece che la nostra la lingua era un'isola. E l'isola, isolecchia come, come un nome a ricci. Vedete? E dunque c'era un interesse particolare di un campo di esplorazione che era una lingua firmata paesanesca perché non era mica le città erano quante nulla in Corsica, erano i paesi, era la lingua dei paesi. Anche un miracolo che tanti paesi spiccati da tante valli, spiccate poi quando non c'erano mica né a strada di Vizzavona né quella di Agosto Orientale, spiccate proprio da ostacoli naturali da manto un mondo. E chi di sta lingua, in questa pignata come regia, tutta fatta a scagni, a scagnini, che non ci fosse una lingua unica. Questo è un altro soggetto, se volete un giorno tratteremo a parte. Bon, allora, rivengo a un mio soggetto, perché mi ci vuole tanta sbia, ma infine, bon. Così non vi addormenterete mica, ma forse. Qui dunque in questo libro c'è 11 temi in cui mi sono visto che non c'era un filo a trae e sul filo era quella dialogica dell'immaginario, una logica incosciente, una logica strutturale e strutturata, cioè di una logica che si corrispondia a elementi dialogici universali, condiscitosi e che si possono analizzare, che si possono mettere in risalto. È ciò che ho provato a fare. Allora, 11 temi. Il primo è l'acqua. Allora, quando dico la lingua dice, ma dove pigli la lingua? Pigli nel dizionario, pigli... no, pigli in luogo. In luogo, parte condizione che non sia mica roba colta, roba sapiente, roba elaborata da un scrittore, da un intellettuale, da un teorigiano qualunque. Appiglio nelle produzioni naturali un discorso di un caruccio, o di astretta, di un paese, un discorso, un discorso che è carico di metafore. Dunque, trabalho assai annante alle metafore, annante all'immagine, annante alle figure, che di modo naturale vengono per rendere conto di una sensazione, di un sintimo. E l'avvantaggio di queste lingue, giusto appunto, regionale, paesane, popolare, di un concreto, di queste lingue concrete. Dice, ma è una lingua concreta, che volete che la dica una lingua concreta? Un po' parlare di Agabria e di Usumere. Ma parleremo di tutto ciò che la sensazione face riondare in la mente e quando voglio rende, quando voglio da parte mia, dice che è stata questa sensazione, aiuterebbe io un'immagine, aiuterebbe io una figura, tante volte una metafora, tante volte un paragone, comparaison, tante altre volte un'anfrasata concreta che oggi è tanto concreta anfrasata, non siamo più abbastanza a capisce ciò che le volerie. Avete da avere tanti proverbi, tante espressioni, ma chi volerie. Quando poi riceviate diretta un petto di sensazione, rendiate l'idea che era cariata e ognuno, il vostro vicino, anche quali discorriate, capire di ciò che parlavate. Oggi è tagliata, questa capiscitura naturale tagliata. Ma qui è un po' troppo astratto. Dunque, parliamo dell'acqua. Il primo tema è l'acqua. Ciò che ho messo più in risalto, perché ognuno di questi temi c'è un elemento che è quello che mi pare il più importante. Allora, quello che mi pare il più importante nell'affare dell'acqua è quello dei cicli. L'acqua tracce i ghiacci in lo tempo e in lo spazio. In lo tempo. C'è un proverbio che c'è da riflettere. Dice,
dopo 100 anni e 100 mesi, l'acqua torna ai suoi paesi. Il ciclo dell'acqua, che lì vi spiegano a scuola primaria, l'acqua si svaporeggia, quella in cielo, dopo piove, dopo, un giorno, s'acqua che quella in cielo, quando è andata alla fontana, rigutite quello litro dell'acqua che è farà dal cielo, ma prima di fare dal cielo è quella dalla terra. Sono i cicli dell'acqua. Allora, ho detto proverbiale, dopo 100 anni e 100 mesi, ammettiamo. Mi temo. Allora si può dire perché 100 anni e 100 mesi? E si può domandare se le fa a rima, perché assai proverbi rimano. Dunque, ben intendere lì, ma è per via di a rima che li dicono questi, 100 anni e 100 mesi. Avevano questo lì, 3 giorni e 4 settimane, no, 100 anni e 100 mesi. Non è magari mica sempre unicamente per rima, perché sono gli stessi proverbi, da una variante. A 100 anni, l'acqua torna ai suoi canà. Non vuol dire nulla, anni, annà non esiste mica, i canà non esiste mica, sono i canali, non so mica i canà. Dunque, quantunque, magari, l'irea, chi è maestra in questo retto, l'irea che è un ciclo che dura 100 anni. C'è altre cose stonanti nella lingua, il dì che fu Natale, si può tagliare a legna, fuori di luna, ma admettiamo, se Natale casca in Marti quest'anno, tutti i martiri dell'annata potete tagliare legna, non è mica la merza, deve essere tagliata a luna. Bizzarro, è così. Bon, dunque, non c'è mica a dire, perché non tiene mica ritto una grilia, non mica. Grilia non sai cose non tiene mica ritto. Bon, e non tiene mica la lingua. Allora, i cicoli in lo spazio, e allora se i cicoli in lo spazio, io penso di no, un'altra affare. Mica a 100 anni i cicoli dell'acqua, mica tutti i 100 anni, ma tutti gli anni. Mamma mi contava, era la sola quale la giuntessa a contare, prima di sentirla contare a un'altra persona. Dunque, testi sono lus, un solo testimone, zero. 2 testimoni, cioè già rifletti. Mamma mi contava che in quei tempi, è giovanotte, a banda di Capodanno, erano in competizione per andare a cogliere a Fontana e prima acque di Capodanno. E chi era un colpo o cascove o cascomale, perché pure a corre l'acqua di Ucorno, dicevano Ucorno, non so mica perché, magari la corno d'abbondanza. Allora, pure te capita a Ucorno di abbondanza, Ucorno di fortuna, oppure te capita a Ucorno di disgrazia. E le cittelle corriano a strada per andare a pigliare quest'acqua di Capodanno, spirando di cascare annanto un corno buono e mica annanto un corno cattivo. Allora questo è come l'abbiamo intesa contare a mamma, vi dico, testi sono lus. A povera Maria Leandri, che è una delle nostre informatrici in un ciclo di registramenti che si chiama Parole Deri, che ne abbiamo fatto anche l'etnologo Paolo Simonpoli, mi contò gli stessi affari in Altagier. Niente a bere anche a nostra regione, Altagier. Vedete? Ella parlava di noi di spargere l'acqua di Capodanno, a banda di Capodanno, di un giorno, non so se qualche sia inteso parlare di stuso, 2 volte nella mia vita, ma 2 volte, mi faccio riflettere. Spargiano anche una vetta d'arrivo, ma non sono mica sicuro che lo sia stata anche una vetta d'arrivo. Spargiano l'acqua di Capodanno che l'andavano a pigliare prima di un giorno, prima di un giorno. L'acqua piovana o l'acqua di... No, l'acqua di Fontana. L'acqua di Fontana. Abbiamo scritto una novella, andata sul tema, è una zitella cieca che banca con l'acqua di Capodanno, si trova in giro, bon, eccetera. Dunque, vedete, ciclo in lo spazio, in lo tempo, ciclo in lo spazio, di noi, perché in tutti i sogni mazzerichi, in tutti i sogni mazzerico mica, ma quando in sogno si potete
c'è qualche sia che vi corra preso, che vi vuole chiappare, scappate. Se poi unite all'acqua e si può vrancate l'acqua, è cattivo segno, vedete? C'è la nozione in lui leggendario, questo allora, di un cerchio spaziale che face uire di un mondo e al di là, siete in al di là, siete in lo soprannaturale, e si pensa che o Styx, o fiume che circonda l'inferno, les enfers, e che d'infatti una volta che voi l'avete franco, non bultate più. Fuori certi eroi leggendari, Ulisse buttato dall'inferno, Orfeo, Renaud, ma infine in de noi in principio non si volta mica. E in le vole si volta. Perché allora, qui un passo andaretto, avete capito sta nozione di cerchio. Allora l'acqua, si può unire all'acqua è una cosa, giunge all'acqua, vabbè, ma si può affrancare, muovese. Cioè mica affrancarla l'acqua. Giungerci, non è così buon segno, ma francarla di un'evardi, vedete? Dunque, c'è un cerchio dell'acqua nello spazio, un cerchio dell'acqua in lo tempo. E dopo l'acqua, io un po' marcata da un fatum latino, che è uristino. Evate corse, non so mica la fée Clochette, né Avata che dà a Cendrillon a carrozza. No, evate corse, sono fatte di tavoni dell'acqua, un po' come la vouivre in mezzogiorno, Avata Melusine in lo folklore nordico, vedete? Avata è strumento di un fatum di un ristino, a parola fatum, destino, cioè di noi in lo proverbio, nato uviato, nato uvato, quando tu nasci è bevuto ristino e ha già tracciato, nato uviato, nato uvato, vedete? E nostre vate, abbiamo di noi vate normale, tradizionale, quelle che intervengono per dare un giovanotto, per aiutare un giovanotto, anche una macetta, anche un oggetto fatato, eccetera. Abbiamo quelle di un folklore internazionale, ma abbiamo di noi servate acquatiche, che sono specie di sarpe acquatiche, vedete? C'è la fatta di ucraino, c'è la fatta di origianese, bon. E a parte femminile di natura che già assai acquatica, vedete? Allora, ma avete da dire, parli di parole, parli di metafore, parli di evole, parlo di tutto. Cioè a dire che un mio oggetto di riflessione e di studio è tutte produzioni di l'oralità con un mica autore. Tutte quelle che vengono da comune all'esclusione di un iscritto anche famoso e assai di gran valore di tal o tal autore. Ma tutto ciò che è collettivo, anche le strocche, anche pure queste canzonette che il francese chiama continue, con un mica autore, vedete? E a vola, è sicuro i proverbi. Grosso lavoro nanta i proverbi e ciò che li dicono, avete visto, ne abbiamo trovato uno lui. Ecco. Allora, su fiume che ci circonda, che marca un limite tra o naturale, o vivo, o vero, o quotidiano e l'aldilà, si pensa a Styx, o fiume degli inferni. D'altronde c'è una manza di espressione nella lingua che ammentano lo Styx. Dicono, l'ha mandata a Caronte. Caronte, c'est Charon, le nocher des enfers. L'ha mandata a Caronte, vedete? E in le vole
ha scritto un libro che si chiama Evole di mamma, che sono infatti Evole che mi contava mamma, sono anche registrate a un QR code di un libro, cioè a oggi di aggiuntare ora e a Zovola. Per dire che non c'è mica stato traffico, non sono mica state trafficate queste voli. Scritte sì, a maniera di quello che l'ha scritta per a dire io. Ma a voi non c'è manco un particolare che sia inventato e parecchie volte o giù a nuoto va all'inferno per ricute a sua anima che o ha promesso figlio di un povero pescatore, o pescatore aveva stimato non ha più piato nulla oggi, dentro di me, ebbero un giovanotto ben messo tutto che gli dice se tu mi prometti un oggetto che stai in casa e non sai un navello, io ti faccio ricco. Chi mai era ricco? Un oggetto che non so da averlo, quanto tu vuoi, in casa mia non c'è nulla. O ti do volentieri, se tu lo trovi o ti do. E quando lui ugne in casa, a moglie l'annuncia che è incinta, che l'aspetta un citello, era questo l'oggetto che la via in casa e non sapeva averlo. E dopo tutta la vola, l'epopea di un giovanotto per riconquistare la sua anima, per conquistarla, per cacciarla dalle rinfie di Satanasso, l'anima. E infatti ci riesce, posto che le vuole, in principio ci vuole quantunque, è meglio riesce. Ma quando lui va a riconquistare la sua anima, c'è un fiume attraversato, anche si insuffa anche Caronte, giusto appunto il giovane di Avola, si insuffa anche Caronte e finisce per Bincello e Giugni. Vedete? Dunque, tutte queste cose si riuniano. È un po' sempre ciò che cerco in tema, sta logica che risorte da cose che quello che è porte, non è mica cosciente, diria, ma quelle cose così, non le avere mica così, né muo avere così, ma si può ammittire, capo a capo, a maniera che cui, a maniera che aggiunte secolare, a maniera che si ritrova un filo tutto affatto capiscitoio, un filo capiscitoio e che si corrisponde a cose che si trovano in dell'universale nell'altro, vedete? E che la nostra lingua concreta, chiuca, esperta e tutto, specchia, senza che noi la sappiamo. È un po' così, volete, l'affare di un puzzle, a parola, a metafora, a cacciata, a sbucata. Elementi, quando avete un puzzle, non so mica voi, non è poi il puzzle, non è mai riuscito a aggiungerli, ma avete qualcosa che vuol dire nulla, non significa già nulla, avete un disegno, chi è questo? Poi mettete la picciata anche un altro che si inciarta, vedete, si inciarta, venerdì, si corrisponde. E vedete un disegno, vedete, ecco. Dunque, un po' a me rimarcia sempre di pigliare gli elementi dei trovi, cioè di ogni luogo, tutto ciò che è collettivo, mica mai ciò che è di iniziativa individuale, ma tutto ciò che è collettivo, di pigliarlo e di avere un disegno che ne esce. Se lei capisce tutto o nulla. Allora, l'acqua, una piccola parentesi, non penso mica che abbiamo un soggetto, ce ne 57, no, ce ne 11. Ma l'acqua di noi, in lui scorso, rivolta assai con la nozione di avviumare. Avviumare l'abbiamo trovato di noi in altri temi, avviumare la crue. Ci sono chi dicono a piena per avviumare, c'è una differenza, a piena è quando lui piove che l'acqua fa la paia stretta anche fendo i ranni, e avviumare è quella di un fiume che si porta ai ponti. Avviumare riviene assai in litema di disgrazia, fiumara, quando lui in Livogeri, a fiumare si canta in casa nostra, anche di maniera comica, in casa del Varare ci si è cantata la piena, saporata Fagiano a me per Sirene, era molto insumile, a fiumare si canta a piena, a fiumare è lo stesso, anche per rima, chiama Santo Casanova chiama a piena.
Dunque, aviumare, o allora pa uscimugine che è in le asteme che c'è tre elementi che vengono a morte, ti avremo a morte, ti avremo a gigaggine, che tu sia cieco, e ti avremo uscimugine, ci sono che dicono la scimità, la follia. Sono i tre elementi che vengono. E aviumara è un simbolo di queste disgrazie, cioè di qualcosa che non si può parare, una fatalità che vi si porta e un potete mica resistere, non la potete mica parare. Ecco. Dunque, c'è l'altro aspetto l'acqua violenta. L'acqua limite da una parte, da quell'altra, l'acqua violenta che se ne porta i destini umani, vedete, che li trascina a mare. Una piccola parentesi stilistica, appunto di metafore dell'acqua, una che un occhio, chi è un occhio in campagna? Un occhio è quando la facca appena una sorgente sotto casce, sotto la riva. Un occhio, un cuscente corso ha identificato subito sotto l'acqua all'occhio di Attar. E Bachelard, il gran filosofo Bachelard, che lo rinua, ha riflesso di questa maniera. Bachelard è un filosofo francese di Gaston Bachelard, assai conosciuto, la poétique des éléments, cioè di che la poesia universale a cerco, come in tutti i poeti, si ritrovava a traccia un disegno, un po' come vi parlo io, un disegno di i quattro elementi. Allora, uno dei suoi libri si chiama La terre et les rêveries de la volonté, cioè di Attar in la poesia universale occidentale, non è mica attaccato nei chinesi e negli africani, ma in tutta la poesia occidentale dall'antichità a oggi, la terra e le rêveries de la volonté. Dunque, andate a terra, come studio l'elemento terra e come risorta in le poesie, per tenere un discorso. L'elemento è parte, quando lui si mintua a terra, quando un poeta mintua a terra, è parte di un discorso che è un discorso di poesia universale. A tematico, come la chiama? Non ricordo più. Donc, la terre et les rêveries de la volonté, quell'altra l'eau et les rêves, e quell'altra l'eau et les rêves, la terre et les rêves, l'air et les songes. E poi l'altro uvoco, les quatre éléments sono l'acqua, terra, l'aria, uvoco, e l'altra la flamme di un chandelle. Tutti i poeti di un mondo conosciuto, cioè di un mondo occidentale, studiati attraverso il percorso di questi quattro elementi. Vedete, un po' gli stessa rimarca che regia strutturale. Allora, qualche figura, qualche immagine avessimo nella letteratura, tanto nella letteratura incosciente di lingua. Per esempio, l'occhio. Bachelard diceva diretta, l'eau è il regard de la terre. È lo stesso intuito che quello di lingua corsa che dice un occhio. L'eau è il regard de la terre. Allora, noi parliamo di quando lo piove. Quando lo piove, sapete, se acqua vina che fare nudriti, acqua pettinata. Il pettine era il peggio, di sicuro, ma era il pettine, non l'avete mica conosciuto voi perché siete giovani. Ma noi sì, erano strinti per i pirocci. Erano strinti, sapete, i denti di un pettine erano strinti. Fare l'acqua pettinata. O allora quando non è mica acqua pettinata, piove a catinelle, si vede subito, vedete, è una lingua concreta, ci dà da avere, ci faccia avere, ci mette come un Antonio Screno di cinema, piove a catinelle, sapete quanti l'acqua fa questi candilloni rossi, che parano catinelle, piove a catinelle. Un cielo stracciato
si vede subito. Quando è neve, c'è giusto un'anfiorimata, come se lui c'è piccoli fiori seminati così, andando a macchia, andando a un'anfiorimata. O allora se no c'è un'invasione. Quando lui neva a stracci, i stracci che dice, è un chiffon un straccio. Neva a stracci, già di che i fiocchi sono tanto e tanto zippiti, che pare che li valgano i stracci, neve a stracci. Vedete? Dunque, questo è un poco a parte di talento di un nostro autore lingua, perché uno rime picci, è stato ripigliato a lingua, in l'uso insieme, come l'opera di un autore unico, che studiaria come si studia l'opera di un autore. A sua stilistica, a sua retorica, uso talento, iso riveti anche, vedete? La lingua è pigliata come un autore unico. Ha preso tutto, ci sono gli autori che hanno scritto assai, che hanno scritto quante Sant'Agostino, è un proverbio, scrive quante Sant'Agostino, perché Sant'Agostino scriveva assai, ma ci sono gli autori che hanno scritto assai e che hanno vocabolario e pagine, quante allucinanti, tutti i dizionari di lingua corsa siamo la coglie, l'avevamo, i dizionari l'avevamo all'ingrosso, ma sapete, si può immaginare che tutto su corpus, il corpus di lingua corsa, che lo fosse l'opera di un autore unico, è così che io l'ho cerca di entrarci. Allora, questo è l'acqua, un poco, gli elementi direttori, di sicuro che entro di più in particolare. Un altro elemento che vi prende già due parole solamente, a politica, articoli di circostanza perché era un'epoca di elezione, dunque chi ha nozione di succalcare questo è illegante, ma assai illegante di elezione, poi di non certe pratiche. Una di cavalcare un amico, di sottometterlo cavalcando, una canzone all'elezione che dice non avete supportato un piccolo capizzone, ora sì supporterete un basto senza zaccone. Io so a cavallo a boia, d'altronde in le farandole, che ho inteso cantare tante volte, e viva noi a cavallo a boia. E viva noi a cavallo a boia, vedete, su fantasma di sottomissione, e di no quello di a penetrazione omosessuale. Il tema del termometro, il tema del lavamento, che rivende sempre in le canzoni, e di no il poco, cioè di che non so se i vecchi l'hanno mai fatta, spero che no, perché non era mica troppo accrianzata, ma andavano, quello che aveva in Lucchioso, un bello porro, sapete, costò, andava e omittia davanti alla porta di uno di uno contrappartito. Dunque, chi c'è giusto una pagina andando a questa tematica, ma la ci trova un poco amusante. Non si riflette mica sempre sul significato. Omosessuale o mica d'altronde, ma è omosessuale perché se ne non c'è mica sottomissione. Ma è normale, di regola, infine. Quacche, ma infine. La media, apposta sì. Dopo c'è un articolo è nutriture. E nutriture si chiama Éléments pour une sémiologie des nourritures, mi era stata domandata dall'università per una rivista che si chiama Pura. L'avrete anche conosciuta, Pura. Rivista di studi corsi, Di studi corsi, oui. Allora, qui c'è questa nozione di un statuto, di una gerarchia di nutriture. Dico in qualche luogo, le naturel è la chose du monde la moins partagée. Ciò che è naturale è disprezzato. Insalata,
a poco, è poco stimata, diciamo, l'arba e arba, l'arba e arba, cioè dire. Papivo, ti vedo la salata, l'arba e arba. Boh. Invece che noi, al contrario, ciò che è naturale, ciò che è ciò che ci piace di più. Dopo c'è tutta una gerarchia. I bolliti poveri, pomme fagioli, boh, roba bollita, livello appena sopra all'arba. O pullastro vinaghese, sapete che è il pullastro vinaghese? Sono i fagioli, o i pomi, pullastro vinaghese, pomme fagioli bolliti, boh. O pullastro, per contro, in le vole tutto qui, c'era il pullastro. Io allora, top niveau, Vabbè, il pullastro ne parliamo, E dunque, a metà strada tra il bollito e l'arrostito, il tiano che è già roba approntata, un tiano quando voi volete ricevere che sia per fare l'onore, un bello tiano, e anche le vole quando segno di ricchezza, dice, c'era, hanno portato un tiano, ne parliamo, un tiano, e tra i lui a roba fritta, in cima a roba fritta è fritelle, a prova quando c'è allegria, quando c'è una festa, facciamo le fritelle, ma vai fritelle, bon, eccetera. E l'arrostiti che sono assai sessualizzati, cioè a Dio, non andate mica a immaginare, a credere. No, sono sessualizzati, vuol dire che è l'uomo che fa l'arrostito, è l'uomo che accende il fuoco, è l'uomo che accende il fuoco e che arrostisce a gara, quando che non fa tante volte niente d'altro, manco il caffè. Ma l'arrostito è l'uomo che lo fa. Suppongo che l'avete constatata. Dopo ci sono i liguri e quattro ricchezze. Dice a vallata di Padua Maria, vedete, piglio e vallate, piglio tutto. Dice, in casari c'ho babane, perché Padua Maria aveva non l'avevano mica voluto turare un figliolo, come per marito un figliolo di Gio, e dopo quello è morto e a mamma gli propone un secondo, un fratello. Dunque qui c'è una vallata di vendetta davanti al mondo, e dice in casa di Gio Babane ci sono le 4 fontane, una lì lo rosso vino, l'altra lì lo bianco pane, una lì l'amor di Dio, l'altra lì la caritane. Vedete, i 4 liguri di ricchezza, qui il pane non è mica un liguro, ma i 4 liguri della ricchezza sono il latte, l'acqua, il vino e l'olio. I 4 liguri della ricchezza. Il latte, no, non mica il pane, il latte, il vino, l'olio e l'acqua, mica troppo, ma infine ci sta giusta quanto, perché se non c'è mica acqua, muore tutto il mondo. Allora, parlo di noi, i meccanismi di nutritura in la persona se le corre, mica la persona, cioè due modi d'agisce di questo. Uno è un modo meccanico, cioè di a materia, chi sa giusta a materia, sacco vuoto non te ne rito, dunque giù la mangià perché un sacco vuoto non te ne mica rito, tu vuoi te ne rito, giù che tu hai più colpo. Di non importa che, dice il proverbio, o ripaglia o riveno, basta che il corpo sia pieno. Dunque c'è questa cosa meccanica, sacco vuoto non te ne rito e sacco pieno un po' piegato. Dunque giù la mangià di maniera ragionevole, ma vedete sempre questa nozione meccanica e dopo c'è la nozione termodinamica, secondo il principio della termodinamica, principio di Carnot,
dicevo francese, dice, pa a bocca si scalda un forno, cioè di che una a nutritura bitena rito, qui l'altra birà l'energia. A materia si muta in energia. Pa a bocca si scalda un forno, vedete, è un altro principio, dunque ci sono queste due concepiture di nutritura per rapporto a persona, o corpo, e c'è questa nozione di no, di ciò che la porta a nutritura anche a somiglianza. Acqua fa fango, vino fa sangue. L'acqua, va bon, l'acqua come nutritura. L'acqua fa il fango e il vino fa il sangue, il vino birà la forza. D'altronde sa lea, buttando all'acqua, sa lea con l'acqua e il fango, fa che l'acqua ha sempre due polarità, sia è nugevole quando ha un corre mica, quando lo stagnante, quando non corre mica è nugevole. Dice, l'acqua sfonda le ripe, l'acqua merza il legno, dunque come nutritura, va bon, perché sfonda le ripe e merza il legno, ma quando la corre no, acqua corrente non tomba niente. Vedete, la nostra dialettica dà l'acqua impuzzata all'acqua che corre. Ecco. Beh, finalmente dopo i temi si riuniscono perché c'è sempre lo stesso filo di ragionamento incosciente di lingua. Perché non siete mica sempre, voi individuo e io individuo, non siamo mica sempre coscienti di ciò che noi diciamo, ma la lingua è il tuo filo. Bon, questa dunque è nutriture. Allora, c'è di nuovo, parlo di nuovo manturato di segumunione con Ange Toussaint Piedrera, chi ne parla in suo libro, i miti giustamente, i miti ma dal punto di vista nazionale, sotto a sangue, vedete? A comunione di Emirindelle in Bizzavona di tutti gli intellettuali di Corsica all'epoca, prima della guerra, prima della seconda guerra. Una specie di riunione sagrata in cui lo si comunicava chiaramente a senso religioso sotto le due specie di uroccio, di salame, per usoro e di vino buono. Vedete, ci sono le pagine di Ivia Croce, le pagine di chi parla, chi esaltano queste merindelle in Bizzavona, che erano merindelle ancora a nozione di nazione, di nazione corsa, chi si ritrovava ancora nutriture nostrale e nutriture identitarie. C'era una specie di comunione nel senso religioso attraverso a carne porcina, charcuteria, dico mica charcuteria, dico a carne porcina, e un broccio era qualcosa di identitario a una maniera spropositata. C'è anche nel giornale della Corsa, troverete a Rivarenze, un traffico di broccio tra a Corsica e il continente, anche condanne davanti al mondo per quelli che si facevano chiappare trafficando il broccio, perché c'era una domanda di corsi del continente, di questa comunione, non sulle due specie, ma sotto la specie di un broccio. E questa la troverete in De Pietrera. Bon, mica con l'interpretazione che vi aveva di comunione, ma vi vedete fattualmente sul traffico di broccio, anche condanne davanti al mondo in giustizia, per quelli che trafficavano il broccio. Per i corsi, non li trafficavano, mica per vendere ai continentali, era per comunicare anche il corpo sacro dell'isola. C'è un articolo annanto alla morte. Allora, Iandiase, prima di attaccare a morte, ciò che propongo, perché aspettiamo a Francesco Maria Luneschi che viene con altri studenti a 11 ore. E pertanto facciamo una seconda parte. Voilà, facciamo una seconda parte, vi propongo 4-5 minuti di pausa,
se volete. Così Bisogna una varete. voilà. E attacchiamo con... voi potete fermare fino all'ultimo. E così aspettiamo a Francesco Maria e attacchiamo un tema nuovo che è quello di morte è assai importante di noi. Ma la morte è un sviluppo mica assai. Ma No, ciò che sviluppo più è la fame, la donna, Ah oui. j'ose pas. Là, j'ose pas. Perché Farei appena scelta di me a Giulietto. A Giulietta è vero che... ha già tagliato la corda. No, Boh, pigliamo 5 no, minuti così. Pigliamo ne va petrate. 5 minuti così per cercare di buscare un po' l'acqua di noi. Allora, a subito, 5 minuti aspettiamo a Francesco Maria che giunge con i studianti, noi di C'è Radio. Ai studianti, sempre i studi corsi che ci hanno raggiunto. E dunque, per presentare appena i cosi e arrivare appena la presentazione di Gian Giuseppe Pouvan che ci presenta oggi uso libro che è una somma proprio fornita nella mitologia di una lingua, mitologia in una lingua, che va a aiutare in il genio di una lingua e in uso vilo di costruzioni di identità durante i secoli e secoli, in gira 11 temi che sono destinati qui e trattati in un libro. E di che ha avuto, non ha mica detto che ha avuto il premio di un libro corso 2 anni fa? 24 anno. E dunque, a anni siamo al terzo tema, principiamo nella morte e poi sbucinerà forse 2 o 3 temi dopo e forse lasciarci un momento di scambio per come abbiamo fatto con Fred e potremo ripetere. Ti ringrazio. No, a molte di C'è Radio poco affari, c'è parecchie pagine, ma di C'è Radio poco affari. C'è giusto una dialettica tra a tautologia, molto, una delle grandi attitudini, è un po' l'attitudine materialista di lingua, molto, cioè di quanto sei molto, non hai più bisogno di nulla, non c'è niente al di là, E qui l'altra, questa presenza di noi, questa presenza costante di amore, già abbiamo sotto i piedi. Questo è un detto che rivolta, sai, già abbiamo un lamento nemico, non dice mica qual è lei, ma già abbiamo sotto i piedi, è sempre con noi, ci accompagna. E qui l'altro tema è l'aldilà, anche tutte, comunicazione, anche tutte evidenze, hai possibilità di contatto. Sapete, c'è un fenomeno soprannaturale che sociologicamente non è attestato che in Corsica, penso, s'ha messa in scena di un avvenimento che da accadere in cui i trosti, vedete, c'è testimonianza in tutta la Corsica, credenze o esperienze, non so, ma direi si è passato tal cosa e o tale, o giorno innanzi, o a notte innanzi, anteso i trosti che annunciavano questa cosa che si è passata. Non entro mica in particolare, viene pure da paragoni, una specie di messa in scena di isoni, di trosti, mica visione. Ci sono di nuove visioni, quelli che hanno visto ciò che li chiamano evinzione, che hanno visto i morti, ma questa messa in scena auditiva, credo che non sia attestata che in Corsica l'astronomo Flammarion, Camille Flammarion, che si interessava assai a questi fenomeni paranormali, usò il caso che l'aveva rilevato in uno dei suoi libri, era in Corsica, era trovato in Corsica, vedete, si è messa in scena premonitoria, in cui i trosti. Per esempio, se inteso Briona, siete nella vostra casa, e sentite in la notata che l'Evriona non ha persona, mintuendo uso nome, Briona, la persona di le pleureuses, piegno morto. Sentite sta fare,
e 3 giorni dopo la persona muore, ecco, per esempio. Dunque, fatti, forse ne avete... Un mazzerismo. Un mazzerismo cioè che tu sia tu mazzere, poi è tutto un capitolo un mazzerismo. No, qui c'è persone che hanno sicuramente una ricettività speciale, che sono supposte. Persone che sono supposte avere una recettività speciale a questi fenomeni soprannaturali e che testimoniano raventese, dopo si sparge, già un tale anteso, un tale vere, un tale sente. C'è anche una poesia di Fusina. C'è quello che bere e quello che sente è sempre un parente che non ci vuole credere. Quello che bere vuole mica dire che lui non è mica cieco, vuol dire che lui bere ciò che l'altro non bere non mica e che lui sente ciò che l'altro non sente non mica. Vedete? Dunque, questa nozione di bere e sente le cose con so, in un libro di Flammarion, che era un scientifico, un grande astronome, Camille Flammarion, ma si interessava a questi fenomeni paranormali e a sola occorrenza che lui intuva in Corsica. Vedete questa fare qui? Ma un nemico, un soggetto, dunque, pa a morte, una dialettica cu morto e u dagolandi. E dopo c'è una maniera forse di essere morto, ma di essere quantunque in la terra. Bon, penso a un caso, penso a un caso solo, ma che mi abbia fatto riflettere a questa specie di unità dell'anima in terra dell'impastata in un camposanto di Unebio, in Santo Pietro di Tenda più esattamente. L'amico che era accanto a me mi ha fatto rimarcare, ho scritto davanti a una tomba, dice: Terre de mon pays, je te lègue mon corps, car ce n'est qu'ici que je peux vivre mort. Dice tutto. E dice tutto anche s'uso quantunque chi ferma di quello che muore. C'è gente che è partuta, che ha quittato il paese, di poi 50 anni, non se ne più inteso parlare, non se ne sapeva manco più un nome. E quando è morto, quando la via muore, ha bulsuto che li vultisse in antarallo in la sotarra. Vedete? Questa specie di identificazione d'unità di l'uomo di un paese con la terra di questo paese. Vedete? Personalmente ne ho conosciuto. Non ci staria manco morto. Ma morto si faceva... Ma dopo non manda che li ci portano. Interessante. Bon, sapete di no che lui non ci vuole mica c'è questa nozione di manà che si trova in Polinesia, di no? Manà, quando siete in contatto con un morto, non ci vuole mica ci vuole rientrare diretto in casa vostra, non potete mica cansare, da un amico, perché tanto portate quantunque, portate a morte, vedete, c'è questa contagione. Bon, e qui siamo in loro meglio di superstizione, di sicuro. Oggi, prima si sentiva sempre in tutti i paesi, si fatti di comunicazione con i morti, oggi non si sente più, perché? Perché oggi i screni hanno tutto fatto tagliato, un lume in carruggio, i lumi, tutti i luoghi sono illuminati, i paesi come le città, non c'è più un buio, non c'è più questo mistero di un buio. Campiamo in un mondo dove un lume non dico mica la luce, ma un lume di a notte è a giorno, vedete? Dunque non c'è più questa spiccanza di a notte che porta a possibilità di contatto con l'altro mondo. E di sicuro che un contatto, un dialogo permanente con l'invisibile è quantunque un poco abbaiacato da tutti i lumi,
oggi che facciano parte della nostra vita, invece che prima erano spiccati un giorno e a notte, erano belli spiccati, e a notte podia accadere tutto, e accadeva tutto. Bon, bon, c'è un tema a uscimugine, la folie, bon, qui vi faccio risorte tre elementi importanti che rivengono nello discorso, non è mica per azzardo che li rivengono nello discorso. Una è la perdita di sostanza. Quando poi perdito il cervello dice l'ha perso, cioè la stemma che tu perdi, ha perso. Dunque la vacuità sbagulisce, è sbagulito o sbagolato, avete le due forme, vuol dire è diventato bagu. So, la nozione di vacuità, il suo cervello è diventato vacuus, bago, è diventato biotto, a perdita della sostanza, o allora l'alienazione, o senso proprio, la nozione di alienazione, alienus, altro, cioè di che un pezzo di suo cervello è diventato altro. Dice allora, da un tiglio, se il filo d'amianto, vedete, ha un tiglio, da un filo che non fa più parte della sostanza di suo cervello che di roba straniera, un tiglio. Più che un tiglio, quando è più grave, una vetta. C'è questo la sovetta. La sovetta, boh. Asolenza, esattamente. Allora, alienza, allora, sicuro, alienazione, dove è alienza? La solenza anche Calbiani. Ci so che dicono in Calenzana perché dopo confondono, ma era Galbiani, un luogo dell'era alienza. Era Galbiani. Dunque non c'è più, non è più, dite, è in lesoe, non è più in lo mondo, è in lesoe, in l'uso mondo non c'è più, non è più conosco, vedete, non c'è più. E ne face, allora, certe espressioni danno a un'idea di un statuto, riusciamo nella società corsa. Dice, faccia un spettacolo, faccia la commedia, perché non c'era mica le case, diciamo, a casa di matti, l'asilo d'alieni a casa di matti. Prima che esistano queste case di matti, usciamo, era in famiglia, dicevano ci vuole tenere, Ruvere era di tenero. Sino a non ne face a commedia, faccio un spettacolo, cioè di che in le comunanze strinte l'occasione di rire di quello che non era mica come gli altri, non erano mica così frequenti. Usciamo, era un cliente ideale per raccogliere la comunanza e rire e dunque rassicurarsi della nostra propria normalità. E ne face un spettacolo. Vedete? Dunque, tutte queste nozioni in la lingua e dopo allora sono giunte le case di matti. Charenton era diventato un gran simbolo di terrore. Charenton, che buono era Charenton. Charenton, città di Charenton. E dopo Montpellier, e dopo Castelluccio o Sant'Ornello. Vedete? E dunque ha cambiato tutto, ha fatto un statuto di uscemo, che non ha più fatto parte delle famiglie, perché erano le famiglie, era radicato nelle famiglie uscemo, o in la comunanza, e in la comunanza era per fare lo spettacolo. Dunque si è perso un oggetto di spettacolo a Marseille, a Segase, e d'altronde è diventato una specie di sbello, di terrore, anche il battello bianco. Il battello bianco era il battello bianco che portava i scemi a Montpellier, e in le canzoni della lezione, quando il battello bianco passerà per Sant'Antonio, tanto stile la varete, a sciarpe o tampone. Vedete, il battello bianco è diventato un simbolo recente di questa esclusione riusciamo. Che prima non era mica escluso, faceva parte e di famiglie e di una società paesana, a dispetto suo, di sicuro, non era mica allora, è a stemme di un titolato, è un grosso capitolo, è a stemme. In generale, è più amusante che altre cose, perché c'è una volontà di concretizzare a stemma che ne uniamo all'effetto comico, ma come dice Annanzo,
come legge innanzi con Fred, c'è la credenza che gli agnoli dicono 3 volte amme in paradiso, l'agnoli di paradiso dicono 3 volte amme, e si può se la casca a vostra stemma un momento che l'agnoli dicono amme si realizza. Vedete? Dunque, testo arma chi viene per la stemma. C'è la creatività che quella stemma. C'è una creatività straordinaria, dice, certe volte Giulio anche capisce, dice, che tu caschi dall'alto, quante li ti sentono? Che vuol dire dall'alto quante li sentono? Forse che tu caschi da un'altura tale che la sia un limite, che il trosto di tua cascata possa essere intesa a distanza la più maggiore possibile. Tu caschi dall'alto, quante li ti sentono? Che tu falga in inferno a ritarito, che lo sprivon di un tempio è un firmato a pietra maestra. Chi vi rimanda quantunque al tempio di Gerusalemme che è stato sprifondato quando è finita tutta quella civilizzazione sotto i colpi dei romani. Bon, allora, te ne do una che è poco conosciuta che diceva Missiao, tutti gli angeli in una butti e Gesù Cristo per tappo. Questo non lo vogliamo mica venturare perché è troppo blasfematoria, ma c'è di noi l'equivalente, che Lugaschi una somma ragnolo anche Cristo patrocinello. C'è una creatività. C'è una creatività. Bon, allora, un capitolo d'Antarona, je vous l'épargnerai una perché mica se non ci sono mica che pigliano prima. Claro, c'est horrible. C'est horrible, ma allo stesso tempo è amusante. È realtà, tempo, ciò che... Realtà no, realtà di dito. Penso che lui c'era una grossa esagerazione perché era un discorso maschile, era un discorso di accomunanza di uomini, comunanza in caffè, in caffè non ci andavano mica, comunanza al travaglio, ai travagli di forza, esuminiere, tutto quello, vedete, bon. E a Roma aveva un altro spazio, lo spazio di Arona era un altro, era la casa, era la cucina, era un lavatoio, andare a lavare i panni, disco di lavorare. Domenico Antonio Geronimi ha avuto tutta la sua vita un progetto di andare a raccogliere il discorso di lavoro che lo chiama, ma non l'ha mica fatta. E dunque era persuaso che c'era tutto un discorso di asessualità che era femminile, ma bon, si sentiva in un lavatoio. Era un po' un simbolo, pure essere anche in casa, quando erano fratelli. Ma qui su capitolo di Erone di un discorso maschile, di sicuro. Allora, per farla alla corta, cosa normale, fiore, frutto, è già più concreta, dice a Ronna senza fiore face frutto fendo l'amore, è già più concreta, ma fine, non è mica disprezzante, grana, come la scopa, a Ronna vana è come la scopa, fiorisce ma un grana, dunque dopo animali mansi, animali casani, chi di un chiama di già, e mula e cavallo, chi vi vuole la domanda. Qui non si tratta mica di risparmiarla, quando lei è animale che fa la servitù, è un mulo, un sumere, un cavallo sono animali fatti per il servizio dell'uomo. E dunque chi vi vuole la strigne, la mula aveva di nuovo a connotazioni di sterilità. Quando gli dicono è una mula vuol dire è sterile. Ma insomma, soprattutto di Erone di voi, tirane quanti tu puoi. Se l'oggetto veramente che lui ci vuole sfruttare al massimo a me. O allora oggetti, Erone come farina, più si batte più raffina. Limite,
limite. No, ma allo stesso tempo pure dà, no, allo stesso tempo pure dà una giustificazione a certe pratiche. Vuoi che tu faccia così? Oh, non è come farina. Ma, capite? Può essere che la corrisponde di no a una certa utilità di certe persone, mica di tutte, perché c'è di nuovo un discorso che infatti che le donne che comandano il focolaio e che decisioni anche politiche si pigliano in cucina prima, c'è di nuovo sul discorso, vedete il discorso tramandato si sente di nuovo, ma espressione secche, so quantunque mascia. Allora, fiori, frutti, legumi, nutriture in generale, moglie citelle e cagiovecchio, l'ideale. Chi diava a fortuna di un uomo? Moglie citella e cagiovecchio. Chi c'è di più buono? Ma dice di nuovo binuono e moglie bella finiscono presto. Vedete, quantunque un oggetto utilitario. L'animale l'abbiamo vista, e l'animale casani anche pete. C'è quantunque certe interrogazioni, certi si pongono la questione, cioè, donne e cavalli a che mano vinisti? Cioè a quale se è cascata male a mettinta. Dunque l'idea è quantunque quella di una sottomissione. Allora mi sono amusato a cercare di noi i 4 elementi d'Aristotele: l'acqua, terra, l'aria e il fuoco. In l'espressione annantarona, birarete, si trovano tutte. Allora ce n'è una che congiunge un'espressione che capitaglia alla corta, Arona, ce n'è una che congiunge i 2 elementi, dice Arona veriva è come la legna verda a un fuoco, dice bruciare un capo e piangere quell'altro. I 2 elementi, ma sempre un libro in francese ho impiegato l'idea chosification. La chosification, il fatto divenne una cosa, vedete? Che si trova non negli insulti, in degli insulti questa nozione di chosification riviene assai, in degli insulti, o lo discorso di sprizzante, il capitolo si chiama Rhétorique de vouloir malveillant, e è tutta questa nozione di divenne una cosa di quello che voglio criticare. Un grosso capitolo annanta la persona e il corps. La persona e il corps, cioè a differenza tra il corpo non spiega mica le 2 parole. Se voi dite il corpo, vuole mica dire mon corps, vuole dire mon ventre. L'italiano spiega, il corpo non spiega mica. In tutta la sua persona, vuole dire dans tout son corps, come il francese dice dans toute sa persona. Ma dunque questa nozione aveva una persona, possédait un corps, aveva una persona, possédait un corps, mi vriglia in tutta la mia persona, un corps. E essa è una persona, questa è una persona vera, questa è una persona, vedete? Allora, a questione di sapere si può identificare a persona, a sua persona, a son corps, percorre tutto un discorso corso, vedete? Di sapere. Allora, c'è a persona materiale, parecchie volte assomigliata a materia di un mondo, a sostanza materiale di un mondo. Perché un corso non è mica una parola per dire la matière, la mica. Se noi diciamo a materia, c'est le più. A materia. Arrigiamo oggi, per francesismo, arrigiamo a materia, non c'è mica gamma, c'è lo spirito e a materia, arrigiamo. Ma bisogna mica naturale nella lingua di parlare di materia per la materia. Allora c'è a persona, mondo, dicono, sul tipo era scupigno, ben a dire di natura di scopa, duro e non ricuto, scupigno.
farigno. Avete l'espressione, questo qui è tutto gore come o zambuco. Le sirop, che sapete che a Marolla di Usambuco è tenera, invece che Uvora è un poco più duro. È tutto gore come Usambuco, è bella questa espressione, vedete? O allora si può, volete criticare, a quattro facce come i gantelli. Vedete? E c'è allora... Cantelli e le poutres. Les poutres, quatre faces comme les chevrons, les poutres. Bon, pa a Ronna mondo, a Ronna a natura, donna Rinò, bon, c'è assai immagini, penso allora qui vediamo, magari raramente desce di un partito preso, di un pigliacca ugulitive l'anonimo, chi vi mintua fusina, perché è una bella poesia, che si chiama Paesaggi, e di Arona, e fa parte di a natura. Dice, sopra l'acqua di statina, a tua faccia rinunziata, spinuralba e di sereno, l'apre rua malvasia, di noce riasolana, eccetera. Vedete? Vedete, a lingua dà all'uomo caratteristiche a materia, farigno, scopiglia, eccetera, e qui un poeta, ma di noi la lingua, non voglio mica essere esaustivo qui, perché, voilà. Allora, e da un'altra parte, a natura, quando lo si mentua a natura, tante volte a nome di a persona umana, un occhio, le muretta, un capo, una cima, un capo a tal luogo, agosta a tal luogo, la cote. I petti, non è mica una parola rende me, ma qui in su accento, i petti, per dire, in detta dice, no. I petti che sono i luoghi un poco arritti, un po' appesi, i petti. Pantu, in li petti è difficile lavorare, in li petti. È un petto, è dritto come un petto, a bocca tal luogo, le colle, Allora, c'è di nuovo una simulazione da a persona, il corpo familiare, e a persona umana, individuale. Allora, che è membro di una famiglia, membri di una famiglia sono assai concretizzate in un discorso corso. Per dire, questo qui ha fatto tal cosa un figliolo di mica dice, portanto è a sua carne, c'est sa chair, pourquoi il a fait ça, c'est sa chair, è a sua carne, non si face mica, a sua carne non gli si face mica questo, a sua carne, bene a dire, siamo una stessa carne, siamo una persona con la stessa carne, o per dire di due persone, so carne e ugna, so come la chair et l'ongle, so carne e ugne, sì lui, e se gore è curata, il cuore, c'est le cœur, a curata è un seme che va a quei polmoni e tutto. Ils sont comme le cœur et l'ensemble qui entoure le cœur, les poumons. O allora, un tale dice, era esomano, cioè di li rindia sei servizio. Com'è che lui l'ha rinviato? Era esomano, e c'était me. Cette autre personne, era esomano. I suoi occhi. C'è un'espressione, per esempio, quello che nasce un figliolo. E che se ne occupa assai, un figliolo o una figliola, bien sûr. Dice, a connacca un occhio, a spesso si tocca. Quello che nasce un occhio, a spesso si tocca, vedete? Cioè si ne occupa assai perché connacca uno. Con un occhio, a spesso si tocca. O allora, uno che ha lasciato tutto, usoio, prima di morire, l'ha lasciato, si è privito di tutto, ha lasciato la sua casa, ha lasciato, dice, si è sfilato i fili di barba, si è sprovvisto di sa parte di sua persona, padallo. O allora, dice questo Kibi, com'è che lo
figliolo non ha più nulla, ha dato a casa un figliolo, a vettura a figliola. Dice, oh, ciò che casca in bocca fa lampetto. Cioè di che a me figliola, so a me persona. Di ciò che mi privo io che aveva in bocca, è sempre andata a me, è sempre andata a me persona, sur mon corps. Molto sempre a identificazione tra il corpo e la persona. Ciò che fa la bocca che lampetto. C'è anche un proverbio che anche più, parla ancora di più, dice tagliami braccia e gambe, donc tu peux me couper tous les membres, e lampami a buleggia i miei. Lampami a buleggia i miei, mi uvaranno le braccia e di gambe. Vedete, questa identificazione di una persona, anche il corpo familiare. Vedete che è quantunque un'idea che è assai impressa. E dopo avete il corpo sociale, possiamo chiamare la persona sociale, ma la nozione francese di corpo sociale che è allargato a piccola società in cui noi campiamo, e beh, fa parte è come una persona, una mano lava l'altra e tra me due lavano la faccia. Non c'è mica bisogno di spiegare, vedete? Si capisce. Biraremo, non avremo forse mica il tempo, ma parecchi proverbi sono un po' diventati misteriosi perché non campiamo più in dicembre in due significazioni erano percepite subito, d'entrata. Ma questa qui si capisce in un contesto, in un contesto. Di, ma infine, guarda, hai perduto tempo, c'era un aiuto a un paese ma infine hai detto a fare, dice, una mano lava l'altra e tra me due lavano la faccia, allargato al corpo sociale. Bon. Dopo, allora, qui c'è una grossa partita andata usando in Livogeri, perché tutto il mio corpus, è un collettivo, è l'anonimo e un collettivo. Fuori su capitolo andante ai Vogeli, perché? Perché i Vogeli, pur essendo una creazione individuale, posto che li sono stati raccolti, tramandati e si sa in che paese, all'occasione di chi dolo, che lo c'era, i Vogeli sono canti di morte, canti di morte violente che chiamano la vendetta in generale, a differenza di un lamento o a ballata. Lamento è più generale, a ballata o a baddata, in de noi, posto che qui parliamo come i sottani, a ballata, è un canto di morte naturale, un vogelo è un canto di morte violente. E c'è un tragitto di usangue negli vogeli che si può dire collettivo, cioè di che le buceratrici erano in generale donne che buceravano e beh, ritrovano gli stessi percorsi di usangue e le stesse immagini, è assai interessante. Giungiamo in un collettivo per la tematica. A tematica di questi voceri ritrova, è un po' come noi abbiamo certo nei proverbi, nell'espressione, un filo. E beh, in voceri ritroviamo un filo che è un percorso di usangue. Mi pare interessante. Allora, ci vuole accoglierlo, si coglie. C'è un vocero che dice, assai conosciuto, o Matteo della sorella di un tuo sangue prezioso, non hanno bagnato la piazza, non hanno lavato lo chioso. Matteo era morto in campagna, l'hanno giunto a un carretto, dunque non è mica né morto in piazza né morto in lo chioso, ma è un sangue simbolico che materializza l'essere di una persona, di una famiglia. L'essere di una famiglia è un sangue collettivo che circola, che irrigheggia la famiglia sana, vedete? E per questo che le dice così, allora, su sangue ci vuole a ricuterlo. Dice, di lo sangue rivapo a giocare con le merite, cioè a ricuterlo. Anche a bello certe volte, in certi volte ci vuole anche a bello. Perché?
Uno perché non sia mica profanato da un amico, che non sia, come dice una, che non sia profanato, che non sia aperto dai cani alla fontana o dai tuoi amici, che non sia calpistrato. O suo sangue non posso mica lasciare profanare così. Ci vuole a ricuterlo. Toccandolo, a giocare con le merite, o allora biendolo. Dice, a tua mamma sconsolata, il tuo sangue è associato. Vedete, si ricute, si rincorporeggia il sangue dell'essere collettivo familiare. Allora, perché? Per evitare la profanazione, quando dice è un gotto di tuo sangue o mi voglio mettere in seno. Una candela di tuo sangue mi voglio mettere in seno. Perché? Perché se no c'è una profanazione. Il sangue di uomini si mangiano i cani, o calcegano le donne quando vanno alle fontane. Vedete? Non voglio mica che suo sangue che lui esce dalla famiglia, che lo sia profanato dai frusteri. Peggio allora se li sono inumighi che ci viaggiano annanto, purché dali tuoi inumighi che non fossi calpistrato. Allora, che ne vuoi fare di suo sangue che non ricordiamo? Sia cioè da io per abilinare i inumighi, dice il sangue di c'è da essere tanto aggetto, da essere aggetto per te suo sangue. O allora adesso un bileno, ce n'è una conosciuta che dice se poteva accogliere il tuo sangue e poi metterlo in seno e spargerlo penniolo che lo sia tanto veleno. Vedete? Dunque me ne serve come un'arma, come un'arma. Allora, perché? Si capisce che se vuoi che voglia avvelenare l'amico, si capisce, ma di nuovo ricostituisce integralità di una persona maggiore che di una famiglia, di suo corpo, suo corpo, suo gran corpo che di una famiglia. Per equilibrio, a logica di avete detto il nostro sangue, noi e morave il vostro. Questo riviene di noi, vedete, un baratto di sangue, vediamo voi. Di sangue sento una sete, di morte sento una brama, a vendetta, sento a sete di sangue. E suppongo che il campo di inimici ha la stessa sete, dice, di lo sangue dei nostri, Michele sarà saggio. Vedete? E io voglio bere il vostro, e voi vi siete tecchio di un mio, cioè a ristabilire la pariglia. Allora, sotto che forma? Su sangue? Può essere una nutritura può essere un rinforzimento di nutritura. Dice, ormagnate il vostro pane, bite il vostro vino, noi non ne vorremmo, ma il vostro sanguino. Voi mica, voi siete viticchiate, di pane e di vino, noi vogliamo nutrirci di vostro sangue, vedete? Allora, anche qualità gastronomiche su sangue di un amico. Dice, l'avete trovato dolce il sangue di Petracciolo, l'avete trovato dolce, vedete? Passiamo alla metafora alimentare facilmente. Allora, per contatto, a tua mamma sconsolata, il tuo sangue è associato, e dopo allora è conservato. Questo allora è un tema conosciuto grazie a Mérimée. Di vostro sangue ovato, boiutigno, un mandile. Si giustava un panno, o allora la camicia di un morto, tecchia di sangue. E tanto è messo in risalto, di esposto, la famosa ballata montata da Mérimée, a camicia insanguinata, pende appesa alla terzetta, la terzetta è a pistola, e durante tutto il tempo che non era mica fatta la vendetta, tenevano la camicia di un morto insanguinata, appesa alla pistola in scorro di casa. Ella non sarà lavata finché fatta la vendetta. Dunque vedete che si passa da un concreto all'astratto.
cioè a dire che lavo l'onore allo stesso tempo che la camicia. Vedete sul ragionamento, che è quello che è sempre in filigrane in tutte si immagini che rivoltano gli voceri. La camicia la lascio, brutta di sangue, perché ci hanno imbruttato la nostra famiglia e sarà lavato il nostro onore quando la camicia sarà lavata. Non si sa quale levo prima, infatti so allo stesso tempo. Dunque c'è una confusione quasi ontologica tra un fatto materiale, tra l'oggetto materiale e la sua simbolica in una specie di mondo di idee, di mondo astratto. E mi intuo a un momento dato un fatto storico, un bandito che si chiamava Santa Lucia. Era una casata, un bandito, ne avrete inteso parlare, era conosciuto. E lui aveva la specialità di tagliare la lingua di quelli che avevano fatto un falso testimone per farlo condannare e di cacciare gli occhi a quelli che dicevano che l'avevano visto ciò che non avevano mica visto. Vedete, su passaggio dall'astratto al concreto. Dall'astratto al concreto. Dici che ti hai visto, è un'amica vera, ti caccio gli occhi. Dici che hai giuvato, è un'amica vera, ti taglio la lingua. Vedete, siamo sempre in questa simbolica di suo mondo, in dello si passa da un mondo di idee, di valori in sé, all'oggetto concreto che ne è un corrispondente a un'altra terra. La camicia brutta, l'occhio di suo disgraziato. Vedete? Bon, allora, vedete, una piccola conclusione è che oggi non diciamo più tutte queste cose, non le conosciamo manco più, ma anche quando non dice più, la lingua nelle nostre menti continua invece a strutturare le cose. Vedete? Forse che alcuni dei nostri riflessi mentali vengono conto ancora questo mondo di un discorso, perché chi è che ci face, che ha provvista a nostra mente? Sono le parole, siamo fatti dalle parole, ma oggi, come la lingua si perdono anche forse certe strutture mentali e tante volte, non è mica una cattiva cosa, che ne abbiamo visto un paragone. A ringraziati per su, ma pida quanto 5-10 minuti per forza 2 o 3 domande. In tutti i casi, ringraziati per questa giunta e per questa bramma che tu ci hai dato di voltà. In francese è un libro. Ma Je vous rassure. No, Apprenez la difficoltà di lettura e tutto è tradotto, l'espressione sono tutte tradotte. no, ma a tempo c'è quantunque una somma filosofica, etnografica di sicuro che ci porta no profondo, nei fondi dell'estero, soprattutto di lingua corsa, in da sua unità che faccia di noi a diversità qui non è mica in della lingua, a diversità in della maniera di pronunciare, così no c'è quantunque una dimostrazione d'unità di l'estero profondo di lingua corsa.